essere. Vaccini a scuola lunedì, ultimo giorno per presentare le autocertificazioni, resta il fronte dei no. Secondo la situazione Corvelva saranno 2000 i bimbi che i genitori terranno a casa lunedì, entro marzo, 10 volte tanto. Tragico schianto nella notte a Follina, 27enne barista esce di strada con l'auto e finisce contro il guardrail e muore. A Milano e Marghera altri 2 gravi incidenti, feriti dei minorenni. Un'altra vittima sul lavoro in Veneto, operaio colpito da un gancio in un'acciaieria nel Veronese, l'uomo muore sul colpo. La nuova ondata di maltempo attesa per la serata in Veneto è arrivata prima del previsto, piove già abbondantemente, l'ARPA nel bollettino meteo del mattino ha rinnovato l'allerta che va da oggi alle prime ore di martedì. 45enne insospettabile geometra trevigiana adescava ragazzine 13 anni su Facebook e WhatsApp per incontri sessuali promettendo regali e denaro, l'uomo incassato dalla denuncia di una 18enne. Erano in 2156 per la prima parte del concorso, la sanità padovana assume 2 infermieri e i candidati sono arrivati da tutta Italia. 25 pazienti del reparto di oncologia di Bassano, modelle per un giorno, la sfilata è andata in scena ieri sera in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa. Serata di premi e verdetti alla mostra del cinema, l'assegnazione del Leone d'Oro a Venezia, la finale del Campiello, a Jesolo verrà incoronata Miss Italia 3 Venete in Garia. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Anche oggi occhi puntati sulla questione vaccini perché con l'avvicinarsi della scadenza dell'11 settembre è tempo per fare un primo bilancio e resta fermo il fronte dei no di quelle famiglie intenzionate a non sottostare all'obbligo vaccinale. Secondo il Corvelva al momento sono almeno 2000 i bambini veneti che per decisione dei genitori resteranno fuori da nidi e materne. La resa dei conti ormai è vicina perché di fronte alla scadenza dell'11 settembre per la presentazione dei documenti per i bambini di nidi e materne le contrapposizioni tra i diversi punti di vista si fanno sempre più forti. Secondo Ferdinando Donolato del Corvelva in Veneto al momento sarebbero almeno 2000 le famiglie ferme sulla loro posizione di non vaccinare i propri figli e quindi di non mandarli alla scuola dell'infanzia, numeri che potrebbero lievitare al 31 marzo, altro termine previsto dalla legge, con quasi 30.000 genitori pronti a tenere a casa i piccoli. Solo a Padova sarebbero poco meno di 300 i bambini non vaccinati che per volontà di mamma e papà resteranno fuori da nidi e materne. Cifre che pesano e che si fanno sentire nei municipi veneti dove le famiglie vanno a bussare perché venga garantita la libertà di scelta. Nella Marca trevigiana gli irriducibili si concentrano nella zona dell'ex Urso 8, lungo la Pedemontana dove arrivano petizioni di genitori intenzionati a non sottostare all'obbligatorietà prevista dalla normativa. 180 le firme finite sulla scrivania del sindaco di Montebelluna, 103 quelle a Castelfranco, ma ci sono famiglie pronte a prendere posizioni più forti, pronte insomma ad avviare azioni legali. Ancora pochi giorni e poi le carte saranno scoperte. E di vaccini si è parlato ieri sera nel corso di 20 e 10, ospiti il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Veneto, Jacopo Berti, e Marta Viotto, segretario regionale della FLC-CGIL Veneto. Con lei è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione degli organici, della carenza di organici nelle scuole venete, tutti i ruoli assegnati come contingente al Veneto, ha spiegato Marta Viotto, non siamo riusciti a coprirli. Mancano effettivamente e dovremo quindi restituire al Ministero 808 ruoli. Significa che le persone, perché non abbiamo docenti nelle graduatorie, sia quelli del concorso, sia quelle vecchie graduatorie che si chiamano ad esaurimento, per alcune classi di concorso, e sono quelle poi fondamentali perché matematica e italiano, effettivamente non ci sono docenti da immettere in ruolo. Rimarranno sempre cattedre vuote che si riempiranno poi con i supplenti che non è detto, sempre rivendicando questa cosa della continuità, e quindi non per volontà, ma perché non c'è stata una lettura politica e quindi credo anche una volontà politica nel leggere i fabbisogni di un territorio.
La cronaca adesso: un operaio è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina in una acciaieria a Oppeano, nel Veronese. L'uomo, durante una manovra per caricare alcune barre di acciaio, è stato colpito alla testa da un gancio sospeso, restando ucciso sul colpo. Inutili soccorsi dei sanitari del SUEM sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal dell'USL Scaligera, che dovranno ricostruire la dinamica del tragico incidente. Grave, tragico incidente mortale nella notte nel Trevigiano, a Follina per l'esattezza, vittima un barista di 27 anni uscito di strada forse per un colpo di sonno. Il terribile schianto alle 2:30 del mattino contro il guardrail, l'auto che si disintegra, la vita del giovane conducente che resta appesa a un filo finché poco dopo in ospedale non si spegne. Vittima un giovane di Tovena di Cison di Valmarino, Roberto D'Agostin, 27 anni, barista in un locale di Pieve di Soligo, il Perbacco. L'incidente che gli è costato la vita lungo la strada provinciale a Follina, via Paoletti, a poca distanza dall'azienda di materiali edili Tommasi. Il ragazzo, che stava tornando a casa dal lavoro, potrebbe essere rimasto vittima di un colpo di sonno. L'auto, una 500 Cabrio, ha invaso la corsia opposta, è uscita di strada a velocità elevata, schiantandosi prima contro il guardrail e poi contro la ringhiera che delimita la pista ciclabile. Sono dovute intervenire 2 squadre dei Vigili del Fuoco da Vittorio Veneto e Conegliano per estrarre Roberto dalle lamiere e consegnarlo, in condizioni gravissime, all'equipaggio del 118 giunto nel frattempo sul posto. Poco dopo il ricovero in ospedale a Treviso, il decesso per le lesioni riportate. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, i carabinieri. Il giovane, grande appassionato di sport, lascia i genitori e una sorella. E in un altro incidente accaduto a Marghera sono rimasti coinvolti 2 giovani motociclisti. Si è temuto il peggio, ma fortunatamente sono buone le condizioni di salute dei 2 giovani motociclisti, entrambi minorenni, che ieri pomeriggio si sono scontrati contro un'auto all'altezza dell'incrocio fra via Calvi e piazzale Parmesan a Marghera. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti del reparto motorizzato della Polizia Municipale, che stanno accertando se la macchina guidata da un 44enne di Zelarino possa avere tagliato la strada o meno a 2 motociclisti. Fatto sta che l'impatto ha fatto volare la prima moto, che è caduta rovinosamente a terra, e il giovane in sella alla seconda non è riuscito ad evitarla. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I ragazzi hanno riportato solo botte e scoriazioni che sono state medicate, che guariranno in poco tempo. E c'è apprensione per le condizioni di salute di un 17enne rimasto gravemente ferito in un altro incidente stradale, questa volta accaduto a Mirano. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mirano un 17enne che ieri pomeriggio in sella alla sua moto SVM si è scontrato contro la punto in uso agli uffici tecnici del comune, sulla quale viaggiavano 3 dipendenti comunali. Il giovane è di Trebaseleghe. L'incidente è accaduto all'incrocio delle Canossiane e secondo una prima ricostruzione lo schianto potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto di una precedenza imposta dal semaforo. Dopo l'impatto il ragazzo è finito rovinosamente a terra. A soccorrerlo l'ambulanza dell'ospedale di Mirano, che ha trasferito il giovane d'urgenza al pronto soccorso. In serata si è reso necessario un intervento chirurgico e perciò i medici si sono riservati la prognosi. Ferita in modo leggero anche una dipendente comunale, illesi gli altri 2 suoi colleghi. La nuova consistente ondata di maltempo attesa per la serata in Veneto è arrivata prima del previsto, piove già abbondantemente sulla nostra regione. L'ARPAV nel bollettino meteo del mattino ha rinnovato l'allerta che va da oggi alle prime ore di martedì. Previsto tempo instabile e perturbato con precipitazioni frequenti e diffuse anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente anche intensi. Il timore della Protezione Civile regionale, che a sua volta ha alzato il grado di attenzione che si verifichino allagamenti. Operazione della Polizia Postale a Treviso, insospettabile 45enne denunciato perché adescava ragazzine minorenni su Facebook.
45 anni, separato, con un figlio e una ossessione perversa, le ragazzine di 13-14 anni. La doppia vita del geometra trevigiano, quello che la polizia postale ha bloccato in centro città alla fine di una lunga indagine. Stava andando a un appuntamento con una giovanissima, adescata in rete. Perché questo faceva, secondo gli investigatori, le contattava su Facebook, le circuiva con promesse e tramite WhatsApp fissava con loro appuntamenti nella sua abitazione per avere rapporti sessuali. Casa dove l'uomo, non accontentandosi esclusivamente delle incontro intimo, aveva addirittura installato una telecamera nascosta con la quale filmava gli appuntamenti. In cambio di questi momenti di intimità l'uomo prometteva denaro o regali graditi alle ragazzine di quell'età che, attratte dalla possibilità di realizzare i propri piccoli desideri, cadevano in trappola. Tutto nato dalla segnalazione di una 18enne rivoltasi alla polizia postale delle comunicazioni di Treviso, che agli investigatori raccontava di essere incappata in un uomo su Facebook che le aveva chiesto un incontro proponendole di portare con sé anche delle minorenni. Di fronte a questa richiesta la ragazza ha interrotto immediatamente i contatti senza rispondere all'uomo, rivolgendosi subito alla polizia. Di qui è scattata una lunga attività tecnica unita a quella tradizionale con sopralluoghi, pedinamenti e appostamenti e che ha consentito agli investigatori di individuare il responsabile. Sotto il coordinamento della Procura distrettuale di Venezia, del compartimento di polizia postale insieme alla squadra mobile di Treviso, gli operatori hanno fermato il 45enne in pieno centro cittadino, simulando un appuntamento al quale l'uomo credeva che ad attenderlo fosse una ragazzina disponibile e trovando invece i poliziotti. In casa dell'uomo, denunciato, è stato sequestrato numeroso materiale informatico e smartphone, tuttora al vaglio degli investigatori, anche per verificare la rete di contatti con altri possibili vittime minorenni e accertare ogni dettaglio di questa terribile doppia vita. Giovane padovano emigrato in Australia dove ha fondato un'impresa è morto all'improvviso a soli 34 anni. Era emigrato in Australia con i fratelli, cui aveva trasferito la sua impresa di trasporto pollame da Agna allo stato di Victoria per iniziare una nuova vita. Matteo Geminian, 34 anni, però è stato stroncato da un infarto, una notizia che ha gettato nel dolore il piccolo comune della Bassa Padovana, da dove Matteo era partito nei primi anni del 2000. Matteo mercoledì scorso ha accusato un malore mentre stava guidando, ha fatto appena in tempo ad accostare sul ciglio della strada prima di perdere conoscenza. Pare sia stato stroncato da un attacco di cuore. Il giovane lascia 2 figli piccoli insieme alla moglie conosciuta e sposata dopo il suo arrivo in Australia. Anche i genitori si trovano lì e in questi giorni verranno organizzati i funerali. A Frapiero, la frazione di Agna, dove il 34enne era nato e cresciuto, gli amici lo ricordano con affetto. Sono ancora sconvolti, stanno pensando di organizzare una messa in sua memoria. Il sindaco Gianluca Piva ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia del giovane. Erano in 2156 per la prima parte del concorso. La sanità padovana assume 2 infermieri e i candidati arrivano da tutta Italia. Bene, dai. Da dove viene lei? Io vengo da Este. Difficile? Abbastanza, però tosto, sì. Insomma ce l'abbiamo fatta, dai, siamo contenti. Speranze di farcela, di entrare? Sì, ce la facciamo. La sanità padovana mette a concorso 2 posti a tempo indeterminato e si candidano in 5.500. Sono arrivati da tutto il Veneto e anche dal resto d'Italia, in pullman, in auto, in treno, con la speranza di trovare lavoro. Al Palasport San Lazzaro per il primo turno del concorso si erano iscritti in 2.800, si sono presentati in 2.156, oltre 2 ore per le procedure burocratiche, poi 20 minuti per rispondere ai quiz. C'era di pronto soccorso e sul triage, poi la disinfezione, cose che abbiamo fatto. Da dove viene lei? Da Vicenza. Vicino a Bassano del Grappa. Abbastanza bene? O meglio. Cioè? No, c'erano domande più inerenti alla nostra professione. Molti genitori, fidanzati e mariti in attesa fuori e si accende anche la polemica sulla sicurezza. C'è un'ambulanza, ma niente forze dell'ordine. A livello di sicurezza, di controlli inesistenti. Qui questa mattina poteva entrare chiunque, con qualunque cosa e in qualunque modo. Per le mamme è attivato anche uno spazio per ospitare i neonati. Nonne e mariti possono dare il biberon a pochi metri di distanza. Ho accompagnato la figlia che ha partorito da 25 giorni e quindi il piccolo aveva bisogno di qualcuno. Un bel servizio questo. Sì, mi pare che siano ben organizzati. Solo che adesso ho fame. Le graduatorie usciranno in autunno con i primi 2 classificati che entreranno subito, per gli altri una graduatoria di attesa. Andata benissimo, dai.
Difficile? Un clima molto cordiale che ci ha messo a nostro agio, è difficile e giusto, sono cose che comunque vengono insegnate, siamo tenuti a sapere. Da dove venite? Io Reggio Emilia. Sembra abbastanza bene, però vedremo. Da dove viene lei? Da Portoviro, provincia di Rovigo. Speranze di farcela? Speriamo dai, però vedremo quando escono i risultati. È il primo concorso che fa? No, ne abbiamo già fatti altri. Passeggiate della sicurezza, Forza Nuova lancia l'iniziativa anche a Padova, quartiere Arcella blindato per evitare tensioni con i centri sociali. Anche a Padova, come in altre città d'Italia, ieri sera Forza Nuova ha lanciato l'iniziativa delle passeggiate della sicurezza. L'appuntamento all'Arcella, nella sede del gruppo di estrema destra. Prima il comizio con il segretario nazionale Roberto Fiore, che ha radunato circa 90 persone. Poi, nonostante il divieto della questura di manifestare all'aperto, i militanti hanno organizzato le ronde in alcune zone della città. In un quartiere blindato dalle forze dell'ordine per evitare le tensioni e gli scontri, come accadde lo scorso 17 luglio, i gruppi di Forza Nuova hanno messo in atto le passeggiate verso la stazione e Piazza Mazzini. I militanti si sono spostati in gruppi di 5 persone senza mostrare bandiere o simboli. Tra i presenti anche Luca Castellini, coordinatore nord, e Andrea Visentin, coordinatore regionale. Una mucca caduta da 3 giorni in una stretta feritoia sul terreno, profonda circa 3 metri, è stata recuperata dall'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero. La mucca, che è scomparsa da 3 giorni nei pressi di Malgamandrielle, località Campo Marcesina, sull'altopiano di Asiago, è stata avvistata da un cercatore di funghi che si è accorto dell'animale caduto in una stretta feritoia di un'erosione carsica del terreno. La squadra di Asiago è riuscita non senza difficoltà ad imbragare l'animale, che è stato issato dall'elicottero del reparto volo di Venezia. Il bovino, nonostante i 3 giorni trascorsi nella gola, una volta messo a terra ha ripreso normalmente a pascolare. Ed ora torniamo a Padova per un'alleanza tra soci pubblici e privati per salvare la fiera. Da Palazzo Moroni l'annuncio di un piano strategico. Noi oggi abbiamo incontrato GL, che è il proprietario della Fiera Spa, il quale ha ceduto un ramo d'azienda, quindi la gestione delle fiere, che è una partita a parte. Oggi noi stiamo ragionando su un rapporto nuovo, quindi lasciamo stare il passato, con i conduttori, chi ha preso tantissimi anni fa il patrimonio fieristico di Padova. Uniti e compatti per il rilancio del polo fieristico padovano, Comune, Provincia e Camera di Commercio rinserrano le fila con GL Events e a Palazzo Moroni annunciano la messa a punto di strategie per non perdere quello che viene definito un patrimonio della città. Forse c'è stata nel passato qualche incompressione, loro hanno detto che si sono sentiti un po' soli. Abbiamo garantito e abbiamo spiegato anche un piano strategico che loro hanno approvato, strategico. Tra 15-20 giorni torneranno con i propri tecnici in maniera tale da fare il punto della situazione esatta. Tra circa 2 settimane dunque è previsto un nuovo incontro tra le parti per proseguire nel percorso di rilancio. Tenete presente che il centro congressi tra 2 anni vedrà la luce e quindi quell'area deve essere un'area che viene rigenerata. Quindi io oggi esco, dopo aver parlato con loro e dopo aver naturalmente parlato con gli altri soci, ottimista, e quindi diamo un messaggio di ottimismo. C'è una cosa nuova, questa va evidenziata, i 3 soci pubblici sono d'accordo su tutto. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta per parlare di GAL Alta Marca. Sono in arrivo 2 milioni di fondi europei a favore degli enti locali per interventi su turismo, paesaggi e prodotti tipici. Si parte con 3 grandi progetti, ma altre iniziative sono già in cantiere. Sentiamo di che cosa si tratta. Le parole chiavi sono turismo, prodotti tipici e paesaggio. GAL Alta Marca Trevigiana ha ottenuto 2 milioni di fondi europei che daranno il via ad interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali e non solo. Siamo riusciti a indirizzare le risorse attraverso delle manifestazioni di interesse, per cui il grande lavoro che è stato fatto alla base poi si è sviluppato e noi siamo riusciti a destinare proprio le risorse necessarie per questi grandi progetti chiave. Sono stati inoltre già pubblicati e chiusi altri
altri bandi che riguardano la promozione turistica. L'obiettivo è quello di recuperare certi siti che sono importantissimi e incentivare il turismo. Incentivare il turismo anche in funzione del futuro riconoscimento UNESCO, speriamo che ci sia, e quindi stiamo preparando il territorio per ricevere sicuramente un ulteriore impulso per il turismo. Non verrà dimenticata la sostenibilità ambientale con il binomio agricoltura-turismo. In pratica in totale sono 16 progetti di infrastrutture pubbliche. Un progetto chiave è quello del paesaggio candidato UNESCO. Qui andiamo a finanziare un museo del paesaggio a Villa dei Cedri, a Valdobbiadene, andiamo a finanziare dei punti informativi per l'accoglienza di turisti e visitatori a Cison di Valmarino e in piazza Pieve di Soligo per sviluppare il tema del parco del gusto del turismo enogastronomico. Saranno recuperati beni culturali come Villa Spada a Refrontolo, l'ex Filanda Andretta a Follina e Villa Cedri, previsti anche interventi per portare i turisti a passeggio fra i bellissimi vigneti. Gli altri progetti riguardano il turismo giovanile per famiglie e ragazzi, con degli interventi che vanno a potenziare degli attrattori turistici di grandissima valenza come le grotte del Caglieron a Fregona, la mostra internazionale dell'infanzia a Sarmede, il Livelet a Rivine. Ed ancora l'Unione Montana realizzerà 10 piazzole attrezzate anche con la carica elettrica per le bike per sviluppare il cicloturismo, progetto che sarà esteso in tutti i 22 comuni del GAL. Hanno sfilato ieri sera in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa modelle per un giorno 25 pazienti del reparto di oncologia di Bassano. Prove di sfilata. Bellissima, meraviglioso. Sei meravigliosa. Sono la più giovane qui dentro, una delle più giovani, e è stata una cosa successa 4 anni fa, quindi avevo 14-15 anni, perciò è stato sicuramente qualcosa che ha cambiato tutto per un po', qualcosa che ha influito tantissimo su ciò che sono. E il dolore che si trasforma in bellezza è per dare anche uno slancio alla nostra vita, una rinascita. Grandi preparativi per la sfilata organizzata dall'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, che vedrà salire sulla passerella allestita in Piazza Libertà una cinquantina di donne malate di tumore e non solo, donne medico, donne infermiere, donne imprenditrici, amministratrici, giornaliste, per urlare al cuore della città l'amore per la vita e la forza che caratterizza ognuna delle modelle d'eccezione. Dove la trovate la forza? Ma l'ho trovata dentro di me innanzitutto, e poi anche con l'aiuto di tutti i familiari, delle persone vicine che mi vogliono bene. La voglia di vivere è tanta, da dentro. E anche un momento del genere, chiamiamolo frivolo, definiamolo frivolo, aiuta. Aiuta molto, molto. Passiamo dallo shock della diagnosi allo shock di un'esperienza così inaspettata che fa bene a loro, alla loro femminilità e al loro sentirsi donna. Una malattia, il tumore al seno, in aumento anche nella nostra ULSS, si contano, pensate, 170 nuovi casi l'anno. Certo è che le cure migliorano e si affinano sempre più, ma momenti di condivisione come questo diventano indispensabili. Possiamo cominciare anche a vedere oltre a quella che può essere la malattia fine a se stessa, ma con una prospettiva anche di vita che continua e per cui bisogna lottare e non mollare mai. Serata di premi e verdetti, quella di oggi a Venezia e provincia, in centro storico la finale del Campiello, al Lido l'assegnazione del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema e a Jesolo verrà incoronata Miss Italia. Sono 3 le venete in gara e allora facciamo un po' il punto in collegamento con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno, è proprio la giornata delle grandi finali. Iniziamo con la Mostra del Cinema che oggi assegnerà il Leone d'Oro. La cerimonia di premiazione inizierà alle 19 e sarà condotta da Alessandro Borghi. Sul palco si alterneranno le giurie con i diversi premi e già ieri vi abbiamo detto che il Toto Leone vede in pole position 3 Billboards Outside Ebbing di Martin McDonagh e The Shape of Water di Guillermo del Toro. Ieri la consegna dei premi collaterali a partire dal soundtrack Stars Award per le colonne sonore. La migliore è stata giudicata quella composta da Alexandre Desplat
proprio per The Shape of Water. Il premio assegnato dai giovanissimi, il Leoncino d'Oro, è stato consegnato al regista Paolo Virzì. Al termine della cerimonia di questa sera, oltre 1000 invitati, tempo permettendo, festeggeranno sulla spiaggia dell'Excelsior. Al Gran Teatro La Fenice invece alle 20 è in programma la cerimonia di consegna del premio Campiello, mentre alle 21:10 al Palarex di Jesolo il Veneto si prepara a sostenere e a votare al televoto le sue 3 bellissime che concorrono per conquistare la fascia di Miss Italia. Lo ricordiamo, sono Linda Pani di Mogliano, Anna Bardi di Spinea e la bellunese Laura Coden. È tutto, a voi. Grazie, buon lavoro a Tiziana Bolognani. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico d'antenna, per segnalarci problemi di servizi, qualcosa insomma che non funziona. Potete segnalarcelo via SMS o WhatsApp, il numero è il 351 1755 340, un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 0230 898 oppure con una mail all'indirizzo redazione@antena3.it. Vi ricordo ora l'appuntamento con 20:10 che torna puntuale questa sera. Parleremo di assistenza domiciliare per i malati terminali e del centro unico regionale che dovrebbe vedere la luce proprio a fine anno. Ne parleremo insieme alla signora Lara Mareso, che ha avviato questo percorso dopo la morte della madre, e al sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso. Vi lascio adesso alle previsioni meteo per le prossime ore sulle nostre regioni. Vi ricordo gli appuntamenti con i nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con le edizioni del Veneto. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon sabato pomeriggio. Arrivederci. Deciso peggioramento sulle nostre regioni, anche con fenomeni di forte intensità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo che peggiora sui settori alpini e prealpini, sul Vicentino, il Trevigiano, il Padovano settentrionale e il Veneziano orientale con temporali. Ancora asciutto e soleggiato il Rodigino e il Padovano meridionale e gran parte del Veronese. Temperature massime comprese tra i 20 e i 28 gradi, valori notturni attesi tra 15 e 19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Il cielo sarà molto nuvoloso, associato anche a piogge e temporali, localmente però alternati a schiarite. Possibili però delle grandinate. Temperature massime comprese tra i 20 e i 24 gradi, minime sui 17 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui rovesci e temporali su buona parte del territorio, più sole sui confini alpini e anche qualche schiarita sul Trentino più meridionale. Temperature massime comprese tra i 23 e i 24 gradi, valori notturni attesi intorno ai 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso e venti moderati meridionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.